Ma guarda, abbiamo visto i vari incroci degli incontri e quindi abbiamo deciso di non mettere come l'altra volta il pullman davanti alla porta, ma di giocarcela un po' più a viso aperto. Poi loro erano pieni d'assenze, quindi abbiamo cercato di giocarla un po' più a viso aperto. Effettivamente era una partita giocabile, loro sono fortissimi secondo me. Però era una partita in cui potevamo ottenere un risultato migliore, anche perché il secondo tempo li abbiamo abbastanza schiacciati, sempre nei limiti del possibile, perché sono una squadra che palleggia molto bene. Però insomma torniamo a casa con un morale alto perché inizia adesso diciamo, il nostro vero campionato, abbiamo 3 partite in cui dobbiamo cercare di fare tanti punti per cercare di salvarci. Guarda, mi aspetto più o meno la stessa partita dell'andata e mi auguro lo stesso risultato dell'andata. È una partita che sicuramente sarà sporca, ma non sporca non da un punto di vista morale, sporca da un punto di vista calcistico, perché è una squadra che nonostante la classifica comunque sa giocare a pallone. A noi servono assolutamente i 3 punti, quindi faremo di tutto per prendere questi 3 punti. Volevo ringraziare lo sponsor, il nostro sponsor che è la Cozzi, che è un bel locale di via Cardano.